98 l'alluvione che costò la vita a 160 persone, 137 delle quali solo a Sarno. 20 anni dopo, iniziative per non dimenticare, tra cui una mostra che racconta quell'immane tragedia. Giuseppe De Caro. Allora come oggi pioveva, a Sarno, 15, Siano, Bracigliano, frane uccisero 160 persone, 137 solo a Sarno. Domani cadrà il 20° anniversario dell'alluvione e proprio nel comune più colpito, a Villa Lanzara del Balzo, è stata inaugurata la mostra Una luce per Sarno. 154 le opere che raccontano l'immane tragedia. Quadri, disegni, foto, collage realizzati da artisti di caratura nazionale e internazionale, fra i quali Iodice, Paladino, Pratesi, e corredati da testi di critici d'arte, scrittori, giornalisti come Gillo Dorfles e Lucia Annunziata. Quando ho chiamato a raccolta questi artisti, ho detto: mandatemi un segno sulla difesa del territorio, sul rispetto della natura, cioè l'arte deve scendere in campo per cercare di modificare l'attenzione verso la natura. I lavori, che saranno esposti fino al 9 ottobre a Sarno, furono commissionati nei mesi successivi all'evento franoso dal comune di Angri, che ne è proprietario e li ha custoditi finora. Troveremo una nuova collocazione, abbiamo pensato appunto nelle sale del Castello Doria, che è in corso di ristrutturazione immediata. L'intenzione dunque dopo ottobre è quella di creare una permanente che però il comune di Sarno vorrebbe ospitare. Penso che questa situazione la chiariremo quanto prima. Oggi sono già felice che questa mostra sta qua, possiamo vedere in faccia la memoria, possiamo vedere il dolore, possiamo riconoscerci in questo dolore.